Un progetto importante per il territorio urbano, per il tessuto urbano, in collaborazione con le scuole. Ecco, ne parliamo meglio con il Presidente dell'Ordine degli Architetti, Rino Lamendola. Sì, Abitare il Paese è un progetto del Consiglio nazionale per promuovere nuove richieste di architettura di qualità a partire dai bambini, dai ragazzi, coinvolgendo il mondo della scuola. Qui ad Agrigento quest'anno il progetto viene sposato, oltre che dall'Ordine, anche dall'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, il presso di Garibaldi, istituto che svolgerà il ruolo di scuola pilota di un progetto che intendiamo divulgare e estendere a partire dall'anno prossimo sul territorio provinciale. Il progetto si articolerà in diversi incontri da aprile a giugno, durante i quali gli allievi dell'istituto saranno stimolati a esprimere una visione sulla città di Agrigento e sulla possibilità di migliorare la città di Agrigento, con particolare riferimento alle zone degradate come quelle della stessa zona adiacente all'istituto scolastico. Mi riferisco a via Diodoro Sicolo, a via Giovanni XXIII, a Villa Lizzi, per poi proseguire alle strutture educanti che sono i cinema, sono gli spazi verdi, sono i centri culturali, i centri sportivi. E sarà molto interessante immaginare la riqualificazione di queste strutture in relazione alle esigenze espresse dai ragazzi. Voi siete partner di questa iniziativa? Sì, siamo partner di questa importante iniziativa, un progetto dal titolo Abitare il Paese, che aiuterà le studentesse e gli studenti coinvolti a sviluppare competenze di cittadinanza attiva e responsabile, perché insieme agli architetti dell'Ordine di Agrigento i ragazzi e i docenti saranno guidati a proporre idee per una città più intelligente e sostenibile. Il progetto prevede la risposta di un'architettura di qualità partendo dalle idee degli studenti, quindi è un progetto nazionale e gli studenti si confronteranno a livello nazionale anche con altri studenti e faranno un'analisi del territorio con un territorio limitrofo alla loro scuola, con proposte di riqualificazione. Quindi gli architetti, i professionisti si troveranno a collaborare con i ragazzi, per i ragazzi e insieme ai ragazzi.